Oggi Bibliotour fa tappa a Riola Sardo, un piccolo centro agricolo dell'Alto Campidano in provincia di Oristano, di poco più di 2000 abitanti. Il paese si adagia sulle rive del Rio Marefoghe in una fertile piana contornata da diverse zone umide di interesse naturalistico. Solo pochi chilometri ci separano da scenografiche falesie e dalle splendide spiagge della penisola del Sinis. Io mi chiamo Sara Angius e lavoro da 28 anni nella biblioteca comunale, ospitata all'interno dell'ex lavatoio comunale, un edificio storico inaugurato nel 1931 che si trova sulla strada principale all'uscita del paese verso Cuglieri. La biblioteca di Riola Sardo possiede un patrimonio documentario di circa 12.400 documenti, tra libri, riviste e opere multimediali. Molteplici sono i servizi e le attività culturali che la biblioteca offre alla comunità e alle scolaresche, ma ciò che più mi appassiona e mi piace particolarmente curare sono le attività legate a quelle che sono le nostre tradizioni, al loro recupero, alla ricerca e alla loro riscoperta, soprattutto cercare di tenerle in vita coinvolgendo un po' tutti, dai bambini agli anziani. Questo perché, a mio avviso, tutti noi abbiamo il compito di tramandare e tenere saldamente in vita le nostre tradizioni, raccontando soprattutto ai più piccoli le favole, le leggende e i racconti che hanno sempre inchiodato alla sedia intere generazioni di bambini. È una questione di identità e di cultura e noi abbiamo il compito e il dovere di difenderle e tramandarle. Di raccontarvi di una Sardegna diversa da quella ritratta nelle immagini più comuni, una terra di antiche leggende e di misteri che rivivono nelle pagine dei libri di Pierluigi Serra, giornalista e scrittore cagliaritano, autore di diversi libri sull'esoterismo in Sardegna. Il libro che vi presento si intitola Cagliari Magica, l'eco delle streghe, edito dalla Zattera. Cagliari Magica, l'eco delle streghe, è un viaggio, come lui stesso ama definirlo, è un itinerario che parte dal passato e arriva sino ai giorni nostri. È un viaggio in un mondo fantastico, popolato da streghe, da maghi, da incantatori, ma è un viaggio soprattutto all'insegna della storicità e della ricerca storica, perché in questo itinerario si pongono le basi per andare ad indagare su quello che è stato il nostro passato antico, su quelli che sono stati i drammi anche legati alla Santa Inquisizione. Il libro vuole offrire un panorama su personaggi, su luoghi, su donne, su uomini che hanno caratterizzato comunque il nostro vivere e che hanno lasciato delle tracce importanti anche nei nostri giorni. L'autore, Pierluigi Serra,
ci catapulta in un mondo popolato da streghe e da maghe, da sempre temute, così come gli stregoni e le fattucchiere, ma cercate nel momento del bisogno, spesso allontanate dalla società, ma invocate a protezione dei raccolti e del bestiame, e che loro malgrado hanno riempito i nostri sogni e i nostri incubi notturni, a causa di quell'aurea negativa abilmente creata intorno a loro. Da spiriti benefici e portatori di forze generatrici, uomini e donne dalle capacità sublimi si ritrovarono, grazie ad un'intensa campagna denigratoria, ad essere vittime di una caccia spietata, costellata di torture e di roghi. Tragedia della storia che a volte passa inosservata, a causa molto spesso di un occultamento ancora in essere di atti e documenti in grado di dare l'esatta dimensione del terrore che dilagò in Europa fino alla fine del 1800. La Sardegna non fu immune al fenomeno, anzi fu oggetto di maggiori attenzioni per via della persistenza in molte comunità di forme di paganesimo e di eresie. Numerosi fili legano l'isola al continente, trame nascoste che seguono strade esoteriche e iniziatiche. Vi invito a percorrere questo viaggio attraverso i documenti e le testimonianze che ci offrono una chiave di lettura su un passato non tanto lontano ed un modo per ricordare donne e uomini che pagarono a caro prezzo la loro sete di conoscenza e la loro diversità. Non è possibile non venire colpiti dai libri di Pierluigi Serra, non girare per le strade di Cagliari e cercare quei segni di un passato narrato, non guardare ai luoghi, simbolo della città, come testimoni di vicende oscure. Il nostro viaggio a Riola Sardo termina qui. Spero di avervi almeno un pochino incuriosito e vi invito a venire in biblioteca. Saluto tutti voi e il Centro Servizi Culturali che mi hanno invitato a partecipare a questa bellissima iniziativa. Vi lascio con una serie di immagini sulla biblioteca e su alcune attività realizzate. A presto!